Cari telespettatori, siamo in diretta in collaborazione con l'ANCI del Veneto, come facciamo periodicamente almeno una volta al mese, ma anche di più cerchiamo di dedicare più spazio ai nostri sindaci, ai nostri territori e li facciamo parlare. E allora, protagonisti sono proprio loro, giovani nuovi protagonisti del mondo delle amministrazioni locali. Non voglio dire della politica perché sono emanazioni di liste civiche, per cui con la politica in senso tecnico e stretto ne hanno ben poco a che fare, ma con l'amministrazione del proprio comune invece sì. E non è cosa semplice. In modo particolare parliamo con Giuseppe Leopoldo Bortolan, sindaco, neosindaco di Bressanvido, al secondo mandato, allora no, al secondo mandato però comunque di riconferma, e quella è una bella soddisfazione. Michele Giraldo, invece neo, giusto, viene da una di Brugine. Sì. Grazie di essere qui con noi. Grazie. E allora vediamo di affrontare, stiamo aspettando anche un altro ospite, speriamo che ci raggiunga perché viene da Longarone e quindi è un po' più distante, e questo invece non sarebbe nuovo di carica. La questione dei giovani nella pubblica amministrazione, in modo particolare nell'amministrazione dei comuni. Non è una cosa semplice perché più volte è stato detto è un'avventura che richiede anche veramente molta dedizione, pazienza, ma anche grandissima competenza, e quindi più che di carica in senso tecnico-politica bisogna parlare di carica istituzionale, di responsabilità, e vediamo di affrontare diversi capitoli, anche la questione di questa tornata elettorale, secondo loro come è andata, tante civiche che si sono presentate e sono quelle che hanno ottenuto maggiori risultati, e poi andiamo via via a sviluppare i temi anche con le tassazioni locali. Come sempre siamo in diretta, quindi potete se volete telefonare. In ogni caso invece, per seguire quello che sta succedendo sul nostro canale 87, che seguiamo lo scandalo del Mose, e lo vedete scritto in sovrimpressione, quindi ci troviamo da un lato che la gestione della cosa pubblica continua tragicamente a deludere tantissimo, e questo preoccupa. Però ci fa piacere avere dei giovani, e quindi voglio cominciare proprio da voi. Comincio da chi più vecchio di gestione, commentando un po', partendo da questo fatto di cronaca, perché quello che tiene adesso desta l'attenzione, e purtroppo siete capitati in questa giornata così un po' particolare. Abbiamo avuto l'Expo di Milano, quello che è successo, le questioni delle banche, insomma, mai possibile che gli amministratori a qualsiasi livello, soprattutto agli alti livelli, prima o poi ci caschino e si creino questi fenomeni di corruttela, e quindi la corruzione che è la piaga del nostro paese, e lo si riscontra un po' nelle grandi realtà dove forse l'allettamento, la posta in gioco è così alta. È un male degli italiani, oppure lei che amministra un comune è qualcosa che non so, perché colpisce in modo privilegiato il nostro paese oppure i paesi dell'Africa, insomma, vabbè. Beh, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Beh, devo dire che fare amministrazione oggigiorno comporta certamente un impegno, comporta anche un sacrificio, e credo che l'elemento primario che deve stare un po' alla base è il servizio alla comunità. Detto questo, i fatti di oggi, sui quali la magistratura naturalmente farà il proprio dovere, ci fanno riflettere appunto sul concetto di servizio alla comunità. È importante che questa idea, questo principio rimanga alla base dell'azione amministrativa. Nel momento in cui si comincia a distogliere un po' lo sguardo da questo, si corre qualche rischio. È anche vero che gli interessi in gioco nei comuni grandi sono certamente superiori rispetto ai comuni piccoli, ma questo comunque non può giustificare eventuali azioni di un certo tipo che meritano di essere perseguite e devono, dal mio punto di vista, non far parte del patrimonio degli amministratori e della politica in generale, che deve essere l'aspetto più alto della vita e della comunità civile. Assolutamente. Vi sorprende come giovani amministratori uno scandalo come questo nella nostra regione? Poi peraltro dopo quello che è successo recentemente c'era da aspettarselo, che cosa ne pensa? Buongiorno a tutti, intanto ringrazio anch'io per essere stato invitato. Per me fare politica, come ha detto il mio collega, vuol dire mettersi a disposizione dei cittadini, a servizio dei cittadini.
e vuol dire tanto impegno, impegno per la gente ma anche impegno personale. L'amministratore deve avere sempre delle caratteristiche, tra cui l'entusiasmo, la voglia di fare, l'onestà e l'umiltà. L'amministratore deve essere, dico sempre io, allo stesso livello dei propri cittadini. Anzi, a volte dovrebbe stare un gradino sotto ai propri cittadini per saperli ascoltare. Purtroppo la vecchia politica porta a determinate vie che spesso sono sbagliate. Noi come nuovi amministratori, come giovani, vogliamo fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Vogliamo un poco stravolgere quelli che erano gli schemi passati, proprio per creare qualcosa di nuovo. Sicuramente il momento non è semplice, però l'entusiasmo, la voglia di fare c'è di sicuro. Sappiamo che una volta che ci troviamo di fronte a determinate realtà dobbiamo anche noi fare delle valutazioni, a volte delle scelte che possono essere purtroppo impopolari, però il giovane amministratore deve saper comunicare alle persone, sarà fondamentale la comunicazione e quindi se riesci a spiegare alle persone perché fai determinate scelte, a volte le accettano anche in maniera migliore. Speriamo che la magistratura faccia il suo corso e vedrà se ci sono assolutamente, sì, dopo assolutamente. No, era proprio un po' un meccanismo di sistema. È proprio il sistema. Esatto, è quello, perché dopo a prescindere che ci sia o non ci sia qualcosa, è che comunque è un sistema che ormai quasi non ci si sorprende più, insomma, perché è gioco forza, fai parte di un certo meccanismo e intervieni coinvolto, ti fai coinvolgere, che poi ci sia la volontà in determinate situazioni. Però il problema corruzione esiste a tantissimi livelli. La corruzione Cioè, il male del nostro paese. Esiste già dall'antica Roma, non siamo noi. No, ma è un deterrente anche per i rapporti con altri paesi, questo è sì. di fatto, per l'imprenditoria, perché poi le aziende per trovare anche creare rapporti da noi hanno questo, lo riscontrano come problema, oggettivamente, tanta burocrazia e tanta corruzione, quindi questo è un dato di vanno fatto. quasi qua a pari passo. Sì, è un'equazione che purtroppo deve cambiare, ecco, nel senso che un allentamento della stretta burocratica può soltanto far bene al nostro paese. Quindi così anche si evitano scorciatoie. Esatto, quindi semplicizzare le cose il più possibile bisognerebbe farlo, far saltare magari qualche poltroncina di troppo, che ce ne sono una caterva, però vabbè. Allora, ripercorriamo il suo percorso di amministrazione in questo comune, vediamo un po' di descrivere come comune che forse non tutti conoscono. Quanti abitanti ha Bersano Vido? Allora, siamo di poco sopra i 3.150, siamo sui 3.165 abitanti. È un comune che si trova a nord-est di Vicenza, confinante peraltro con la provincia di Padova, a circa 14 km da Vicenza. È un comune che ha come attività prevalente attività agricola, unitamente anche a un'attività industriale di un certo livello, ed è, diciamo, un comune che è a metà strada tra il bassanese e il vicentino, ma che comunque gravita nell'orbita di Vicenza per i vari servizi. Io sono al mio secondo mandato e quindi con entusiasmo con la squadra che ho proposto stiamo cominciando a lavorare per portare a compimento quei progetti che abbiamo iniziato durante i primi 5 anni. Se lei è al secondo mandato vuol dire che quello che ha fatto nel precedente è piaciuto di più. Beh, quante liste c'erano? Ecco, allora, noi ci siamo trovati in una situazione particolare perché effettivamente c'era soltanto la nostra lista a concorrere per il governo del nostro territorio. E quindi una situazione assolutamente nuova per il nostro comune, non era mai accaduto e anomala oserei dire anche, perché appunto ci siamo trovati a dover fare i conti con un nemico invisibile, il quorum, l'abbiamo definito un po' così, anche se devo dire che
Questo naturalmente poteva portare a dei rischi, e intendo con questo dire il rischio di essere un comune commissariato e quindi con tutte le conseguenze del caso. Un commissario è un funzionario che viene da fuori comune, che viene dall'esterno e che quindi ha una conoscenza limitata dei luoghi e delle necessità dei cittadini che invece un sindaco diciamo, tocca con mano e alle quali può dare risposta. Come mai non c'era alternativa? Sì, un piccolo comune senza dubbio, però ce ne sono tanti, anzi, poi se non ricordo male, nella scorsa tornata elettorale, non in questa, ci sono stati comuni dove con pochissimi abitanti c'era una caterva di liste, Ma allora, bisogna quindi a dire... merito o che cos'è la componente? Cioè una poca attività politica di fermento tra la popolazione, poca partecipazione, oppure un'assonanza di vedute con quella che è l'amministrazione corrente? Io credo che sia stato un insieme di elementi che ha portato a questo, a quello che è accaduto. Beh, di certo c'è una concordanza, come anticipava lei, rispetto al fatto che evidentemente la maggior parte della popolazione si è riconosciuta nell'operato della mia amministrazione e ne ha valutato lo stile e la capacità di affrontare i problemi. Dall'altro bisogna anche dire che evidentemente il periodo che stiamo vivendo a livello generale della considerazione che di cui la politica gode in generale ha certamente influito nella partecipazione attiva per la formazione delle liste. E quindi un insieme di elementi che ha determinato questa situazione del tutto nuova, che peraltro è stata affrontata da altri 11 comuni in provincia di Vicenza e quindi non certamente una situazione che era stata preventivata, ma che comunque appunto ha toccato anche altre comunità che però, se posso aggiungere, hanno risposto in maniera corretta, hanno riposto fiducia nell'unica amministrazione, nell'unica lista proposta e quindi hanno dato fiducia a queste persone che con grande disponibilità si sono messe a disposizione del territorio. Benissimo. Allora, invece, per quel che riguarda la vostra amministrazione, che cosa è successo? Facciamo un passo, guardiamo un po' indietro. Certo. E Allora, quali sono stati anche gli elementi di forza Sì. o di debolezza alcuni? Certamente. Allora, io sono stato assessore ai lavori pubblici, viabilità e ambiente, identità e cultura veneta nella passata amministrazione. Quindi Brugine, Di abitanti? Brugine, sì, Brugine abitanti 7.003, ho firmato proprio ieri, eravamo andati sotto i 7.000 e adesso siamo ritornati proprio Quindi sopra i natalità 7.003, esatto. E un comune di circa 20 km quadrati che sta nella bassa padovana, più precisamente nella zona della Sacissica e quindi del Piovese. È un comune con prevalente territorio agricolo, abbiamo anche noi una buona zona industriale e diciamo che il nostro punto debole è il commercio, perché purtroppo abbiamo vicino un centro commerciale e le nostre attività commerciali ne stanno risentendo moltissimo. Infatti stiamo pensando a diverse iniziative per migliorare la situazione del commercio. E io, come detto prima, facevo parte della passata amministrazione come assessore ai lavori pubblici, viabilità, ambiente, identità e cultura veneta. Con la precedente amministrazione avevamo dei punti di rottura e a gennaio abbiamo deciso di separare, non proprio consensualmente, ma abbiamo deciso di separarci. Siamo stati un poco buttati fuori dalla finestra, io e l'assessore al sociale, quindi i due assessorati più corposi sono stati un poco eliminati e abbiamo detto, beh, forse in questi 4 anni e mezzo
abbiamo lavorato bene, noi ci sentivamo di aver lavorato bene, vediamo se raccogliamo quello che abbiamo seminato. E ci siamo rimessi in gioco, siamo partiti a febbraio, non avevamo l'ossessione di vincere, l'ho sempre detto in campagna elettorale, per noi vincere era più un sogno che un'ossessione perché il tempo era poco, la voglia di fare era tanta, però partivamo esattamente da zero. Avevamo contro due forti compagini, una era la passata amministrazione e un'altra identificata nel centrodestra e un'altra era una di centrosinistra e che partiva probabilmente anche da favorita. E siamo riusciti a entrare sicuramente nel cuore della gente perché abbiamo fatto una campagna elettorale diversa dal solito. Non abbiamo fatto cene, pranzi, non abbiamo fatto feste. Abbiamo fatto tanti gazebi itineranti per tutte le contrade del nostro paese. Siamo andati anche a fare il porta a porta, a suonare per capire le vere esigenze delle persone, per poter dialogare. Abbiamo fatto diverse serate con le associazioni comunali, con le associazioni di categoria, quindi commercianti, agricoltori, industriali, artigiani, proprio per capire esattamente quali erano le esigenze e fare un programma ponderato su queste. E sorprendentemente abbiamo vinto e abbiamo vinto anche con un buon scarto perché insomma abbiamo avuto 200 voti in più rispetto alle altre due liste che sono arrivate a 3 voti di scarto, quindi Che hanno non è sostanzialmente assolutamente poca cosa. pareggiato, un 5% in più. Abbiamo avuto il 35%, quindi sappiamo che c'è un 65% dei cittadini che non è rappresentato. Io voglio rappresentare tutti i cittadini, perché il sindaco deve essere sempre di tutti e auspico anche di poter collaborare con le minoranze. Io mi sono sempre messo a disposizione di tutti anche per poter collaborare con loro e perché anche loro possano portare la voce delle persone che rappresentano. Che è fondamentale a questo Assolutamente. punto. Ecco, vorrei anche affrontare la questione dei giovani che mi sembra molto importante. Prima però a questo punto andiamo in pubblicità, pochi secondi, così dopo possiamo anche affrontare meglio l'argomento, abbiamo un attimo di tempo a disposizione, perché i giovani, la politica, l'amministrazione è un aspetto importantissimo per un rinnovamento. Per carità, c'è stato un passo avanti, abbiamo visto che anche nella politica nazionale di nuove figure ce ne sono, per fortuna, però comunque abbiamo sempre dei primati sconvolgenti, abbastanza. Perlomeno le redini poi vengono sempre tenute da chi ha una certa età. Vediamo cosa ne pensano anche i nostri ospiti, pubblicità, poi torniamo insieme.